Ruffioi, Ruffioi e ancora Ruffioi. E sapete perché? Perché siamo a Costeggiola, il paese del ruffiolo. Il ruffiolo è un prodotto tipico, è un fagottino ripieno che è nato in questa terra fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ed è un piatto della tradizione contadina fatto inizialmente con gli alimenti di recupero, con gli avanzi di quello che la cucina povera contadina poteva offrire. Solo in un secondo momento, grazie all'utilizzo di altri ingredienti più nobili, divenne un dolce. Qua dentro che amaretti grattugiati, pinoli, uva passa, cedrini, scorzette di cedrino e dopo va del pane grattugiato bollito con le cose. E dopo il finale si aggiunge il grana, formaggio grana anche il formaggio grattugiato, sì, e dopo rum il totale. E questa viene fuori, questa miscela. Ma quanto è la vecchia sta ricetta? Mi ricordo Menona ancora, dunque dunque fai conto di Menona, le è morta nel 50, dunque le passate anni, ecco. Dopo la seconda guerra mondiale, il 17 gennaio, qui nacque la festa, anzi la sagra dei Ruffioi, dedicata a Sant'Antonio, protettore degli animali. Una sagra che continua tutt'oggi e che vede coinvolta tutta la comunità e ogni 17 gennaio qui a Costeggiola la sagra dei Ruffioi è un appuntamento fisso, entrato nel novero della tradizione veronese. Lino, ma quanta gente è che stasera? Questa sera saremo 150 persone. Che c'è qui? Tutta quanta persone qua della frazione di Costeggiola. Anch'io stesso abito qua a Costeggiola. Quindi Tutti hanno comunità che si stringe... una comunità che in occasione di questa festa, ma non solo in questa festa, si stringe qua in questo locale che è l'ex cinema parrocchiale, tutti quanti insieme per fare i Ruffioli. E la manualità che vediamo sono i gesti delle nonne. Sì, sicuramente sono tutti quanti gesti tramandati e noi praticamente non facciamo altro che continuare quella che è stata una tradizione. Quanti se ne fa? Arriviamo intorno a circa 6-7 mila ogni sera, quindi abbiamo iniziato 2 giorni la settimana scorsa, più adesso lunedì, martedì e giovedì, quindi arriveremo intorno ai 28-30 mila. Fatti uno per uno. Che pazienza, che gamifica, adesso proprio buoni. Assolutamente buonissimi, assolutamente. E questo è l'ultimo atto dei Ruffioi. La frittura, proprio una scottatina, vero? Sì. Tac, tac, su, giusto che cambia colore. Sì, la pasta scotta, è un galan, per capirsi. Un galano ripieno. E lei invece è la Celino, la signora che da 40 anni è la maestra della cottura dei Ruffioi. Viene quasi 30.000. No, 35. H miseria. E sì, 34.999, succede qualcosa? Lo stesso. Adesso. Mi piace Stedone qua, mi piace tanto. Ciao ragazzi, i Ruffioi di Costeggiola sono eccezionali. Ma che buoni. 34.998. Fa lo stesso.